Sono qui con Mattia Lovato, lui ha 23 anni, è affetto da SMA2, ovvero l'atrofia muscolare spinale. Lui è una cosa pazzesca perché scrive su Facebook più veloce di un dattilografo, ha una storia anche pazzesca, sentite qua. È una delle malattie neuromuscolari più comuni insieme alla SLA, è una malattia genetica. Diagnosi avuta quando avevo pochi mesi, posso dire di essere nato con la SMA, una malattia assolutamente degenerativa. Come vivi la tua consapevolezza di avere la SMA? Non le do troppo peso, è innegabile che mi porti dei limiti fisici, non posso fare tutte le cose che fa un essere umano sano, però secondo me, ma lo penso veramente, se non avessi avuto la SMA non sarei così a livello caratteriale, tenace, positivo. Quando hai cominciato a prendere consapevolezza dei tuoi limiti? Dopo una brutta crisi respiratoria sono passato dall'essere seduto in carrozzina a essere sdraiato 24 ore su 24. Avevo 13 anni e da lì ho lottato sempre più con forza contro le difficoltà quotidiane. Ho il ventilatore, lo uso circa 12 ore al giorno. Uno vuole scriverti, basta che cerca Mattia Lovato. Ma l'hai trovata l'amorosa o no? No, per adesso no. Se non fossi interista sarebbe meglio. Non vuoi ragazze interiste? No. Ok. Sarebbe un problema piuttosto grave. Io sono juventino, quindi Cos'è? Mostrami i muscoli. un gruppo di pazienti neuromuscolari è nato per tentare di portare in Veneto, a Padova, un centro Nemo, struttura cosiddetta multidisciplinare che tratta i malati neuromuscolari. Centro Nemo ha diversi specialisti tutti assieme e favorisce Un miglior trattamento del paziente. Al momento, la provincia di Genova, a Milano è il primo Nemo, a Roma e a Messina. Sono sicuro che lotterò fino in fondo per questa battaglia perché credo che sia un diritto sacrosanto avere delle cure adeguate e dei punti di riferimento per delle malattie così importanti. Facciamo un appello al presidente Zaia, che sappiamo che è molto sensibile a queste problematiche, e la regione possa portare avanti questo progetto anche qua in Veneto, perché potrebbe essere veramente un punto di riferimento, potrebbe aumentare la qualità di vita, ridurre i ricoveri inutili E aumentare la qualità dei ricoveri quando sono necessari. Se volete aiutare Mattia e mostriamo i muscoli, potete mettere il like sulla pagina Facebook e condividete questo video per farlo arrivare a più persone possibili, in modo che ci sia una sensibilizzazione del problema molto molto forte. Alziamo la voce e mostriamo i muscoli. Cos'è che sogni tu per il tuo futuro? Venga realizzato Nemo. La malattia, non faccio troppo la stronza, di avere una vita più normale possibile. Tu stai avendo una vita normale? Sì, fino ad adesso io sono contento che la SMA mi abbia dato dei punti in più, delle esperienze che chi non prova determinate difficoltà non può avere. E tu sei felice della tua vita? Assolutamente sì. Credimi, mi permetto di fare questa domanda perché io ho capito la tua grande consapevolezza. Cavoli, è un'anima imprigionata dentro il corpo. Io mi muovo con il PC, avendo i miei amici e la vita è apprezzabile, sono contento di vivere così. Per te allora cosa vuol dire vivere? Te lo dico tra me e te.
Io sono abituato un po' a pensare quotidianamente, non tanto al futuro, probabilmente è meglio così, no? E da 1 a 10 quanta voglia di vivere hai te? 11. Combattere per i propri sogni, di non mollare alle prime difficoltà. Davvero mi considero fortunato. E tu sei fiero di essere quello che sei? Sì, sono un combattente.